Un'ambulanza attrezzata per le emergenze sanitarie a Portofino, sbarcata questa mattina dal traghetto Icnusa. Importante la sinergia tra la ASL 4 e le pubbliche assistenze del Tigullio occidentale. Iniziano oggi i lavori sulla provinciale 227 tra Santa Margherita Ligure e Portofino. Sulla voragine del primo tratto sarà posizionata una passerella pedonale. La speranza è che sia pronta prima di Natale. Portofino sarà bella come e più di prima, a dirlo il Vescovo in una lettera scritta in occasione della festa di San Martino celebrata ieri nel borgo. A leggerla il parroco durante la messa del mattino. Gesù sta con gli ultimi, lo ha ricordato il Papa all'Angelus, invitando a dare ai fratelli non qualcosa di noi ma noi stessi. Domenica prossima si celebra la giornata mondiale del povero. Il primo premio nazionale musicale Città di Chiavari va in Lombardia, vincitore il 22enne Giona Pasquetto di Varese, soddisfatti gli organizzatori che già pensano alla seconda edizione. Buongiorno ai telespettatori delle TG13. Da oggi Portofino è un po' più sicura, almeno dal punto di vista sanitario. È entrata in servizio da questa mattina in piazzetta un'ambulanza attrezzata in grado di fornire una prima assistenza più completa a chiunque abbia bisogno di un primo soccorso. Importante il coinvolgimento delle pubbliche assistenze del Tigullio occidentale, la Croce Bianca Rapallese, i volontari del soccorso di Sant'Anna, quelli di Ruta e la Croce Verde di Camogli. I loro volontari affiancheranno i medici del 118, secondo le previsioni il mezzo stazionerà a Portofino almeno fino a giugno 2019. Vediamo. Sbarca dal traghetto Icnusa e prende il suo posto in piazzetta. L'ambulanza della Croce Bianca Rapallese è da oggi in servizio permanente nel borgo di Portofino, isolato per il crollo della provinciale 227. Il mezzo va ad aggiungersi a quelli già presenti dai giorni successivi alla mareggiata, che di fatto ha costretto il borgo ad un isolamento forzato. Presenti e pronti a prestare il loro servizio un'ambulanza di tipo A, una di tipo B, un mezzo 4x4 e un'idroambulanza. A turni saremo presenti con 2 operatori sulle 24 ore, più eventuali servizi a chiamata, quindi idroambulanza e l'ambulanza di tipo B con ulteriori operatori. Comunque 2 saranno fissi qui, H24, per tutta la durata del progetto, a fianco di medico e infermiere del 118. Questo progetto, che è un progetto poi di presenza sul territorio per dare tranquillità e sicurezza a chi vorrà continuare a venire a Portofino, che speriamo siano in molti. Un presidio sanitario dunque che si rafforza e si affianca a quello del 118, già attivo nelle ore successive alla mareggiata, che già durante queste prime settimane ha avuto modo di prestare il suo indispensabile servizio. Dare banalità, perché comunque magari mancano sia il medico di famiglia piuttosto che la guardia medica, piuttosto anche gli infermieri domiciliari che fanno le medicazioni, a cose un pochino più gravi. Questo ci sta, ovviamente per la popolazione non è tantissima, però statisticamente qualche intervento è stato fatto. Questa mattina ad accogliere l'arrivo dell'ambulanza l'assessore regionale alla sanità e i vertici dell'ASL 4, che hanno voluto ringraziare l'impegno delle pubbliche assistenze del Tigullio occidentale coinvolte. Pubbliche assistenze di questo territorio che ringrazio, perché insieme si sono coordinati e daranno un servizio con continuità con i volontari qui presenti, quindi un bel gioco di squadra tra ASL 4 e pubbliche assistenze. Avevamo assolutamente bisogno di un mezzo di soccorso come un'ambulanza attrezzata per garantire la sicurezza operativa, più puntuale, più precisa. Siamo molto soddisfatti di esserci riusciti oggi. In questi giorni il pattugliatore d'altura della Guardia Costiera Nave Diciotti è presente nel Golfo davanti a Rapallo e Santa Margherita Ligure. L'unità è stata dislocata sul nostro territorio come segno di supporto alle amministrazioni locali che stanno affrontando ancora l'emergenza dovuta alla mareggiata di fine ottobre. Intanto il comune di Portofino e città metropolitana di Genova hanno fatto un sopralluogo ieri per verificare la situazione della provinciale 227. I lavori sono partiti in queste ore. Sentiamo.
Portofino è viva e prova a ripartire. Alcune attività sono aperte, ci sono i turisti che arrivano in battello con i residenti, c'è chi scende dai sentieri e si gode la piazzetta bella come sempre. Segnali di speranza, come il fatto che oggi partono i lavori sulla provinciale 227. La città metropolitana interverrà in 2 punti. Siamo pronti per partire nella zona dove è collassata completamente la strada, per posare una passerella pedonale in modo da garantire almeno quel tipo di transito. Contestualmente inizieremo degli interventi sulla prima parte verso Paraggi, dove è crollato una parte di infrastrutture ma è rimasto il muro di contenimento, e lì cominceremo ad aggredirla nella giornata di oggi. La passerella pedonale sarà lunga 150 metri e potrebbe essere pronta prima di Natale. Intanto vanno avanti i lavori sul monte di Portofino per rendere percorribile senza problemi la via alternativa per le emergenze. Quella strada è una strada che deve servire per emergenza, noi l'abbiamo appena percorsa per venire appunto a fare questo sopralluogo. Mi sembra che al momento interventi invasivi non ne siano stati fatti, non ne devono venire fatti. Certamente il soccorso deve essere garantito in caso di mare grosso, in caso di vento. Quella è una strada che deve essere fruibile. Il sindaco, approfittando di questo periodo, spera di iniziare anche la prima parte di lavori sul Rio Fondaco, che nei giorni scorsi ha rovinato una piccola porzione della piazzetta. Un lavoro già preventivato, ad oggi incastrato negli ingranaggi della burocrazia. Qui non si ruba, qua si lavora, le cose bisogna farle velocemente perché la gente ha bisogno di risposte, soprattutto a livello anche nazionale. Via Cava sottolinea infine che il Borgo è vitale e invita tutti per l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, per la tradizionale accensione dell'albero di Natale. Con una festa qui nella piazzetta per dare un segnale, tanto un po' di incoraggiamento ai nostri residenti, come dire, ok, siete tornati alla normalità, e un pochettino un segnale nel mondo che dire Portofino è aperto, Portofino aspetta i turisti di tutta Italia e di tutto il mondo. E sono arrivate le prime foto, le prime immagini dei lavori lungo la strada che collega Paraggi con Santa Margherita Ligure. Le vediamo, questa mattina è iniziata l'installazione di una linea che consente di ancorarsi per lavorare in sicurezza. Domani inizierà la rimozione dei detriti e la sistemazione dell'area franata. Entro Natale si vuole inaugurare il passaggio pedonale che unirà di nuovo a Santa Margherita Ligure la frazione di Paraggi. E restiamo a Portofino perché ieri i portofinesi si sono ritrovati per la festa del santo titolare della parrocchia, San Martino. Il vescovo ha scritto loro un messaggio di speranza. Il parroco ha sottolineato l'aiuto concreto tra i residenti in questa fase di difficoltà. Sentiamo. Sono certo che presto Portofino sarà bella come e più di prima, e quanto accaduto sarà solo un ricordo per gli annali della sua storia. Sono le parole del vescovo contenute in una lettera rivolta ai portofinesi riuniti per San Martino e lette dal parroco durante la messa. Monsignor Tanasini spiega di non poter essere presente quest'anno alla festa, celebrata dopo i drammatici eventi meteorologici che hanno sfregiato il paese e ferito la comunità. In poche righe ha voluto però condividere il dolore dei portofinesi e, scrive, anche la vostra speranza, che ha già messo in movimento le attività necessarie a riparare i danni e a dare nuovo slancio alla vita del borgo. Prego San Martino con voi, santo della generosità e della condivisione, non trascurerà di accompagnarvi sulla via della ripresa. San Martino, ha spiegato il parroco nell'omelia, richiama il contenuto centrale del cristianesimo, da una parte attraversato dal fascino del pensiero, dall'altra dalla forza dei gesti concreti, la carità. E anche qui a Portofino in questi giorni, devo dire, molti portofinesi si sono dedicati, prodigati gli uni per gli altri, anche superando magari alcune barriere culturali, vorrei dire politiche, e hanno saputo davvero intervenire con tatto, discrezione e tanto affetto in situazioni concrete che meritavano un aiuto immediato. Questo giorno per noi è un giorno da ricordare come tutti gli anni, quest'anno ancora di più per tutte le calamità che abbiamo avuto, e ci affidiamo alla sua protezione. San Martino per noi è il santo della carità, e non carità fatta di parole ma fatta di atti concreti, e cerchiamo di apprendere da lui questa testimonianza anche per noi nella vita quotidiana, nelle piccole cose che ogni giorno affrontiamo, sia buone o meno buone. E questa sera trasmetteremo uno speciale reportage da Portofino, dove abbiamo raccolto numerose voci di residenti, turisti e commercianti. Il tentativo è stato quello di raccogliere le voci di speranza e ripartenza. L'inizio alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15.
La cronaca adesso, questa mattina è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per uno sversamento di idrocarburi notato alla foce del torrente Rupinaro a Chiavari. I vigili hanno effettuato un monitoraggio delle acque, constatando l'effettiva presenza di una chiazza oleosa di dimensioni piuttosto significative che scorreva verso il mare a pelo d'acqua. L'intervento si è protratto sino alle 11:52, quando sul posto sono giunti anche i tecnici dell'ARPAL per i rilievi del caso. Quella zona del torrente non è nuova a episodi di questo genere, ora si cercherà di accertare le cause di quanto accaduto. L'idrocarburo con ogni probabilità proveniva dalla zona a monte di San Pier di Cagni. E da ieri ci spostiamo nel genovese, è isolata la frazione di San Carlo di Cese, sulle alture di Pegli Voltri, dove vivono circa 300 persone a causa del crollo della strada in località Carpenara. Nella notte sono state ritrovate le persone che risultavano disperse da ieri. Si tratta di una famiglia nomade che nei giorni scorsi si era accampata lungo il greto del torrente Varenna. Per ridurre i disagi della popolazione è stato aperto un percorso pedonale, mentre da questa mattina è stato anche attivato il percorso carrabile in località Campo Silvano. I residenti potranno transitare dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 21. Sul posto è stato attivato un presidio sanitario e si sta lavorando per aprire una strada alternativa a monte. Nel frattempo proseguono gli interventi di messa in sicurezza della strada crollata, vedevamo le immagini, in settimana inizieranno i lavori per ripristinare la viabilità principale. E andiamo a Genova leggendo una notizia che arriva, restiamo a Genova per leggere una notizia che arriva dal sito dell'ANSA, riguarda il Ponte Morandi. La demolizione di Ponte Morandi comincerà il 15 dicembre, lo ha annunciato il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione Marco Bucci. L'annuncio arriva alla vigilia dei 3 mesi dal crollo del viadotto autostradale avvenuto il 14 agosto, causando 43 morti. Il mio piano prevede che dal 15 dicembre potranno partire i lavori di demolizione. Non abbiamo un progetto che prevede la partenza delle lettere d'invito, l'elaborazione dei dati e la scelta del progetto entro la fine di novembre. I lavori partiranno non appena il ponte sarà dissequestrato. Queste le parole del sindaco e commissario Bucci. Voltiamo pagina. Il Papa adesso, alla recita dell'Angelus, Francesco ha esortato a donare noi stessi in una offerta umile e generosa per il Signore e gli altri, e ha sottolineato come Gesù smascheri l'atteggiamento di superiorità ostentato anche per motivi religiosi. Quindi ha annunciato la seconda giornata mondiale dei poveri, che si svolgerà domenica prossima. Vediamo. Dio sta dalla parte degli ultimi, diamo al Signore e ai fratelli non qualcosa di noi, ma noi stessi, in un'offerta umile e generosa. Questa è l'esortazione del Papa all'Angelus. Gesù, afferma Francesco, denuncia l'oppressione dei deboli fatta strumentalmente sulla base di motivazioni religiose, dicendo chiaramente che Dio sta dalla parte degli ultimi. Quando siamo tentati dal desiderio di apparire e di contabilizzare i nostri gesti di altruismo, il Papa spinge a spogliarci del superfluo. Dio, evidenzia, pesa diversamente le persone e i loro gesti, non misura la quantità ma la qualità, guardando alla purezza delle intenzioni. Il nostro dare a Dio nella preghiera e agli altri nella carità dovrebbe sempre rifuggire dal ritualismo e dal formalismo, come pure dalla logica del calcolo, e deve essere espressione di gratuità. Come ha fatto Gesù con noi, ci ha salvato gratuitamente, non ci ha fatto pagare la redenzione, ci ha salvato gratuitamente e noi dobbiamo fare le cose come espressione di gratuità. Rapallo ha commemorato la strage di Nassiriya, avvenuta il 12 novembre del 2003 in Iraq, quando un camion cisterna pieno di tritolo esplose davanti all'ingresso della base italiana dei carabinieri. Nell'attentato persero la vita 19 persone tra carabinieri, militari e civili. Presenti alla cerimonia di Rapallo una folta rappresentanza dell'amministrazione comunale, le forze dell'ordine e le associazioni combattentistiche. Particolare è sentito l'intervento del comandante della compagnia carabinieri di Santa Margherita Ligure, il capitano Simone Clemente, che ha ripercorso i momenti in cui nel 2003 in caserma lui e gli altri giovani carabinieri ricevettero dai superiori la comunicazione di quanto accaduto in Iraq. Al termine della cerimonia il capitano ha scandito i nomi delle vittime.
A Chiavari si è concluso l'iter per l'affidamento a terzi della gestione del servizio di prolungamento dell'orario e del centro estivo del nido d'infanzia comunale Mario Soracco e del servizio educativo scolastico per la scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco di Caperana per il periodo gennaio 2019-agosto 2022. La cooperativa sociale Maria Luigia si è aggiudicata il servizio offrendo un ribasso del 2% sull'importo a base di gara. E il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per il Baliatico ha approvato il bilancio preventivo 2019. Le entrate provenienti dagli affitti e dalla raccolta fondi sono previste stabili e pari a 122.000 euro. Si prevede pertanto di mantenere nel prossimo anno le attuali assistenze incrementate lo scorso anno grazie ad una generosa donazione. In questo modo l'istituto potrà continuare ad assistere 75 famiglie con buoni, spesa, un pacco di alimenti, indumenti e oggetti per i più piccoli. I bambini assistiti sono per il 38% italiani e per la parte restante stranieri. Secondo le previsioni dell'ideatore e benefattore dell'istituto, Antonio Daneri, alcune assistenze sono sempre riservate a bambini bisognosi delle parrocchie di Carasco, Campodonico e Sanguineto e secondo le decisioni del Consiglio le assistenze sono state recentemente estese fino a Seste Levante e alla Valfontana Buona. Martedì 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia, si svolge la 6ª edizione dell'iniziativa In Farmacia per i Bambini, organizzata dalla Fondazione Francesca Rava di Milano, colletta nazionale di prodotti specifici per l'infanzia, a cui hanno aderito le farmacie centrali dei Frati e di Ri di Chiavari, la farmacia delle Grazie di Levi e Rostio e la farmacia Ligure di Sestri Levante. La raccolta sarà destinata proprio all'Istituto Baliatico, che sarà presente con i propri volontari per suggerire i prodotti più necessari. La musica adesso. La prima edizione del Premio Nazionale Musicale Città di Chiavari ha incoronato il giovane clarinettista Giona Pasquetto, originario di Varese, lombardo. Alto il livello delle esibizioni che si sono svolte a partire da sabato pomeriggio. Il premio è stata un'occasione di scambio di competenze ma anche di incontro in giuria tra musicisti di spessore. Vediamo. 24 ore di musica intense e proficue. La prima edizione del Premio Nazionale di Esecuzione Musicale Città di Chiavari, organizzato dall'Accademia Musicale di Chiavari e dall'Assessorato alla Cultura, va in archivio con successo e con una promessa. Lavorerò affinché questo progetto continui a crescere, perché investire sui giovani è importante investire sui giovani, ma è importante investire sulla cultura e su quello che è il mondo dell'arte in generale. Il premio dedicato a giovani clarinettisti tra i 18 e i 28 anni ha incoronato vincitore il 22enne Giona Pasquetto, originario di Varese. A lui l'onore di chiudere la manifestazione con l'esibizione finale. Seconda classificata Sophie Pardacer, ventenne di Bolzano, mentre la medaglia di bronzo è andata a Francesco Darmanin di Firenze. Questo è il loro segreto. E dedicarsi appieno, studiare e cercare anche di aprirsi con la testa. Una parte che si suona, una partitura non è soltanto un insieme di note, è un mondo da scoprire, da vedere, bisogna conoscere il compositore, cioè non si finisce mai di conoscere le cose che si ha davanti. Anche il coraggio, aggiungerei il coraggio che è molto importante se si sale sul palco, non si deve avere mai paura di quello che si sa fare. Il premio è stato l'occasione per uno scambio di esperienze volto a favorire lo sviluppo della cultura musicale anche in un tempo che potrebbe risultare disincentivante per i giovani. Che non si accontentano di quello che fanno tutti i giorni, non si accontentano neanche più del telefonino, neanche più di comunicare su Facebook, hanno qualche cos'altro da dire. Allora scoprono che, per esempio, come nella scienza, c'è qualche cosa che corrisponde al loro modo di sentire. È semplicemente che la musica non tradisce mai, è come nello sport sostanzialmente, quando diamo qualche cosa di noi con la passione, con l'impegno, con la disciplina. Quindi tutte queste prerogative portano poi i ragazzi ad avere una spina dorsale un po' più solida e essere meno distratti e soprattutto a non perdere la concentrazione come purtroppo invece sempre più stiamo vedendo.
2 cinquantesimi di matrimonio sono stati festeggiati ieri a Levi. Durante la messa domenicale nella chiesa di San Bartolomeo hanno rinnovato le loro promesse Emi e Aldo Solari e Maria e Dario Solari. Entrambe le coppie, Levesi Doc, si erano unite in matrimonio il 10 novembre del 1968. Dall'unione tra Emi e Aldo sono nati 2 figli, Roberto e Sonia, mentre dal matrimonio tra Maria e Dario sono nati 3 figli, Luigi, Angelo e Cristina. Ieri mattina, dopo la messa celebrata dal parroco, Don Franco Brioni, le 2 coppie d'oro sono state circondate dall'affetto di tanti amici e parenti, oltre che dai numerosi familiari. A Emi e Aldo, Maria e Dario esprimiamo le felicitazioni per il traguardo raggiunto e l'augurio di un buon proseguimento di cammino da parte di tutto lo staff di Telepace. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti allo sport. Il Corriere della Sera titola la grande spinta di Salvini sulle grandi opere ma Di Maio frena. Appendino riceverà i manifestanti di Torino, quelli pro TAV. Berlusconi, c'è un clima illiberale e lite con la Lega. E poi Morbillo in corsia, 7 contagiati da bimbo Novax, la ministra Grillo subito un piano. L'anniversario dei 100 anni dalla Grande Guerra, i leader tutti convocati a Parigi, l'Europa debole tra Putin e Trump. E poi un'inchiesta del Corriere della Sera, la droga torna a uccidere gli adolescenti. Veniamo all'interno del quotidiano di Via Solferino, si parla della California, inferno a Malibu, incendi fuori controllo in California, 25 già i morti, 200.000 gli sfollati, il governatore chiede lo stato di calamità ma Trump glissa, siate intelligenti. Veniamo al secolo XIX, Terzo Valico e Gronda, ora anche Genova vuole scendere in piazza dopo la manifestazione di Torino per la TAV, Confindustria e CISL, il via alle infrastrutture non è più rinviabile, Ponte nella squadra di Bucci, un magistrato e il direttore del Filse. E poi ancora a Carige, il bond sale a 400 milioni, in campo il fondo interbancario, il caso delle rettifiche della BCE non comunicate dal Consiglio di amministrazione. E poi per lo sport, test Pontedera per Lentella, superbi, non sottovalutiamoli. Portofino, tra turisti in piazzetta e flash mob scaramantico, si è svolto così il giorno dedicato ai festeggiamenti patronali per San Martino. Portofino ricomincia a vivere e a sognare il ritorno alla normalità. Nave 18 all'orizzonte, la quotidianità di chi arriva in battello per lavorare nei negozi del borgo, i coristi che partecipano anche alla messa per San Martino. E via ai lavori per la passerella, sarà pronta entro Natale. Oggi apre il cantiere per realizzare 150 metri di percorso pedonale per superare la voragine. E poi ieri invece il sopralluogo del sindaco Viacava e il consigliere della città metropolitana Senarega, la strada sarà invece, la strada quella carrabile, sarà riattivata a Pasqua, dicono i 2 che hanno fatto il sopralluogo. E poi siamo alle notizie di Rapallo, il piano di restyling del Savoia, 16 camere d'hotel, 18 alloggi, quindi sta per ripartire uno degli edifici principali del lungomare di Rapallo, in cambio anche 300.000 euro per rifare il molo traghetti, le reazioni segno di ripresa. Ora andiamo in redazione per vedere se ci sono aggiornamenti con Emanuela Castella. Grazie Andrea, buongiorno a tutti. È stata consegnata questa mattina alla Congregazione Romana per la Causa dei Santi la documentazione sull'eroicità delle virtù del servo di Dio Don Nando Negri. Il portitore designato dal vescovo Pierluigi Pezzi ha portato il plico sigillato con la cera lacca nella solennità di tutti i santi in cattedrale a Chiavari, in occasione del rito di chiusura del processo diocesano di canonizzazione. I documenti sono stati consegnati nelle mani di Monsignor Giacomo Pappalardo, uno dei più stretti collaboratori del cardinale Giovanni Becciu, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. In occasione della trasferta romana, Pierluigi Pezzi ha avuto modo di incontrare anche il cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica Papale di San Pietro, al quale ha fatto dono di 2 libri. Non solo Don Nando, Olga Gigetto Negri, dedicato ai fratelli del fondatore del Villaggio del Ragazzo, e il libro Don Gian, collage di testimonianze su Monsignor Giancarlo Crovetto. È tutto, linea allo studio.
Nello sport abbiamo sentito questa sera la Virtus Entella sarà in campo in trasferta contro il Pontedera per il campionato di Lega Pro, il fischio d'inizio è alle 20:30. Si è giocata la 9ª giornata del campionato di Serie D, il Sestri Levante è stato sconfitto per 1-0 nella trasferta di sabato contro lo Stresa. I ragazzi di mister Celestini scenderanno in campo mercoledì nel turno infrasettimanale contro il Borgaro Nobis. Sulle immagini del Sestri Levante proseguiamo parlando della Lavagnese che ha pareggiato sul campo di casa contro il Casale. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 7° del primo tempo con Cappai, mentre i bianconeri, che nel primo tempo hanno costruito buone occasioni, sono riusciti ad agguantare il pareggio grazie a Cincirone che ha raccolto il filtrante di basso e ha realizzato il definitivo 1-1. Per i bianconeri mercoledì turno infrasettimanale a Borgosesia e domenica impegno interno con il Ligorna. E la Scherma, adesso buoni risultati per la Chiavari Scherma nella prima prova Grand Prix Giovanissimi riservata ai ragazzi tra i 10 e i 14 anni delle regioni di Liguria, Toscana e Lombardia. A Livorno la 12enne Chiara Bavestrello è salita sul podio con un ottimo terzo posto. La sua compagna Carlotta Conte nella categoria allieve spada femminile è entrata in finale classificandosi all'8° posto. Da segnalare anche il buon piazzamento di Loris Giuffra, categoria allievi spada. Il prossimo impegno della società chiavarese sarà la trasferta nel prossimo fine settimana a Belluno, dove Alice Cassano cercherà di ottenere un buon piazzamento ai campionati italiani Under 23. Notizia questa che troviamo come le altre sul nostro sito teleradiopace.com. Si conclude così questa edizione del TG13. L'informazione torna questa sera alle 19:15 con la prima edizione di Tiguglio Oggi. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.